Dopo la morte del re Giosia fu la fine della nazione ebraica, fu il disastro per la città di Gerusalemme e la rovina del grande tempio. Dopo pochi anni i babilonesi conquistarono la città una prima e poi una seconda volta e alla fine nel 586 la rasero al suolo. Sembrava veramente la fine. La popolazione venne deportata in Babilonia e sulla terra di Israele tutto finì. Pochi superstiti, a migliaia di chilometri di distanza, in mezzo ad una nazione potente e trionfante. E invece non era la fine. L'esilio in Babilonia fu un momento estremamente fecondo per la storia biblica, per la rivelazione divina, per la stesura dei testi della Bibbia. In quel momento di massima sofferenza, in quella situazione dove umanamente tutto era perduto, il Signore diede nuova forza al suo popolo. L'aveva detto il profeta Geremia che la salvezza doveva passare attraverso la sofferenza. Non una via facile dove la salvezza sta al posto della sofferenza, ma l'opera salvifica di Dio si realizzò proprio attraverso quella dolorosa situazione di esilio, di morte, di perdita totale. Passarono 3 generazioni, ma la fede degli israeliti non dileguò, si trasmise di generazione in generazione. Durante l'esilio grandi profeti come Ezechiele e l'anonimo, che i moderni chiamano secondo Isaia, tennero viva questa fede e soprattutto la speranza in un intervento salvifico di Dio. Questo si realizzò con l'intervento dell'imperatore persiano Ciro, il quale nel 539 conquistò Babilonia. Quell'impero potentissimo nel giro di 70 anni crollò e lasciò il posto ad un altro potere, un altro impero proveniente dall'est, quello dei persiani, appunto. L'anno seguente, nel 538, venne proclamato il cosiddetto Editto di Ciro. Questo imperatore persiano, entrando in una situazione molto turbolenta nell'ambiente babilonese, avendo ormai sotto controllo tutto il mondo orientale, si permise di essere liberale e quindi concesse a tutti i vari popoli che erano stati sconfitti e deportati dai babilonesi di riprendere i loro culti, le loro pratiche religiose, purché rimanessero sottomessi al potere persiano. E così la Bibbia ci parla in diversi testi dell'Editto di Ciro come dell'intervento con cui un sovrano terreno compie l'opera progettata da Dio. Senza che Ciro conosca il Signore, senza che voglia essere mediatore di grazia e di salvezza, tuttavia la sua politica torna a vantaggio di Israele. È possibile il ritorno, è possibile la ricostruzione.
E così alcuni partirono, non tutti. Ormai dopo 3 generazioni molti si erano stabiliti bene in Babilonia, avevano costruito casa, avevano trovato il lavoro. Le nuove generazioni non avevano mai visto Gerusalemme, quindi non conoscevano la realtà della terra di Israele. Continuavano a trasmettere le tradizioni dei padri, ma non ebbero il coraggio di lasciare la nuova sistemazione per andare all'avventura e ricostruire Gerusalemme. Partirono quelli più entusiasti religiosamente, quelli veramente convinti, e insieme a loro partirono molti altri che non avevano niente da perdere e che andavano a cercare semplicemente fortuna. Si venne quindi a creare una carovana strana di idealisti religiosi e di semplici avventurieri. Questa carovana dei rimpatriati è guidata dall'erede al trono, cioè colui che apparteneva alla famiglia di Davide, il principe Zorobabele. Il suo nome è significativo, significa seminato in Babilonia. È nato là, ma è legato alla famiglia di Davide, quindi è un discendente di Giosia, di Ezechia, di Salomone. A lui spetterebbe il trono di Giudea, se fosse una terra autonoma, ma ormai è semplicemente una piccola provincia all'interno di una satrapia persiana. Insieme al principe davidico Zorobabele c'è il sommo sacerdote, cioè colui che rappresentava il culto, la tradizione di Levi, il rappresentante ufficiale della classe sacerdotale. Si chiama Giosuè. È un personaggio importante e significativo. Qualche studioso lo identifica con uno degli autori del terzo Isaia, come quel sacerdote che inaugurerà il nuovo Tempio. Ma vogliamo adesso prendere in considerazione altre 2 figure minori di profeti che guidarono questa ricostruzione. Intendo Aggeo e Zaccaria, autori di 2 libri inseriti nella serie dei 12 profeti. Questi rimpatriati non erano moltissimi di numero e non erano soprattutto molto motivati da un punto di vista di fede. Trovarono una situazione tragica. Potete immaginare una città che è stata demolita e saccheggiata, bruciata dall'incendio, dopo quasi 70 anni. Non era rimasta semplicemente deserta, era diventata covo di disperati, una specie di baraccopoli. Persone che avevano adoperato i ruderi per costruirvi capanne e avevano occupato le varie zone con recinti di animali. Quella che era nella memoria dei rimpatriati la splendida città santa venne trovata come un vergognoso accumulo di rovine trasformate in baracche di poveracci, i quali tuttavia non avevano nessuna intenzione di andarsene, perché quella era una sistemazione che per loro rappresentava il meno peggio. Quindi, senza fondi economici, senza grandi motivazioni religiose,
di fronte a enormi difficoltà pratiche, la ricostruzione andò al rilento. Nel 538, dicevamo, venne emanato l'editto con cui Ciro permetteva il rimpatrio, ma nel 520, quindi 18 anni dopo, la situazione era ancora quasi agli inizi. I rimpatriati pensavano soprattutto alla propria sistemazione e cercarono di farsi casa, di recuperare del terreno per lavorare, per coltivare e poter vivere. E quindi la ricostruzione, soprattutto del Tempio, era bloccata, forse non era nemmeno partita. Avranno identificato la zona delle rovine del vecchio Tempio, avranno fatto un po' di pulizie sommarie, ma la ricostruzione non partiva. Proprio in questo contesto, con una datazione precisa verso la fine dell'estate dell'anno 520, si colloca l'intervento di Ageo. Di lui non sappiamo quasi nulla da un punto di vista personale. Sappiamo semplicemente che è un personaggio investito dallo Spirito di Dio, il quale si presentò in qualche occasione di festa per risvegliare l'entusiasmo di Israele appena ritornato dall'esilio. Il nome Ageo, in ebraico suona Haggai, è legato alla radice che indica la festa, e quindi noi potremmo tradurlo come festivo. È un uomo legato all'idea della festa e vuole sottolineare e insegnare ai suoi connazionali che l'autentica festa è la dedizione al Signore e la collaborazione per Lui. Leggiamo dal primo capitolo di Ageo il suo primo intervento, una specie di predica festiva con cui questo profeta cerca di svegliare la gente. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Questa è la mentalità corrente. Abbiamo dell'altro da fare, non c'è tempo, non è questo il momento buono. Lasciamo perdere, la casa del Signore può aspettare, abbiamo altre cose più importanti da fare. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore. Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Il profeta propone una opinione contraria a quella corrente. Egli rimprovera perché gli israeliti rimpatriati stanno tranquilli nelle proprie case e lasciano che la casa per eccellenza, cioè il Tempio, la casa di Dio, sia ancora in rovina. Quello che è molto importante evidenziare in questo testo è il problema dell'interesse privato. Il gruppo dei rimpatriati pensò a sé. Ciascuno pensava al proprio interesse. Cercava di farsi una casa per sé,
di trovarsi un terreno da lavorare, pensava di mettere a posto la propria privata condizione. Ageo diventa il profeta della comunità, l'uomo festivo che annuncia e proclama l'importanza della comunità, la precedenza del bene comune sull'interesse privato. Vedete come attraverso questi testi anche antichi, legati a situazioni storiche precise, lontanissime dalla nostra attuale situazione storica, tuttavia la parola di Dio contiene dei messaggi eterni ed universali. Partendo dalla situazione storica concreta di Ageo, noi abbiamo fra le mani un insegnamento divino sul bene comune. E il Signore è visto dal profeta come il bene comune. Se le singole persone non collaborano per la casa del Signore, cioè per costruire una unica casa, tenendo insieme le loro idealità, dal momento che ciascuno è fondato sul Signore, tutto crolla, niente si realizza. Ed ecco l'insegnamento del profeta, il quale mette insieme una serie di immagini poetiche e provocatorie. Dice: riflettete bene sul vostro comportamento, cioè valutate quello che avete fatto e guardate le conseguenze che ci sono state nel vostro comportamento. Fate un po' di esame di coscienza, fate una revisione di vita, fate una verifica dei vostri impegni sociali, politici, religiosi. Guardate quel che avete fatto nel passato e verificate i risultati. Poi domandatevi: abbiamo agito bene? Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Tragica e bellissima immagine, di grande attualità, fra l'altro. I soldi entrano, ma il sacchetto è bucato, e più ne entrano e più ne escono, non ce n'è mai. Vi vestite ma non vi scaldate, mangiate ma non vi togliete la fame. È una immagine profetica della insoddisfazione. Chi lavora per sé, intende dire il profeta, rimane perennemente insoddisfatto. Più ne prende, più ne vorrebbe. Non realizza la propria vita, non raggiunge la soddisfazione chi fa solo per sé. Ragionate sulla vostra insoddisfazione, dice il profeta, e domandatevi: qual è la causa? Così dice il Signore delle schiere: riflettete bene sul vostro comportamento. Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria. Il suggerimento che il profeta offre è quello di un lavoro comunitario che abbia il Signore come meta,
come punto di arrivo. Salite sul monte, portate le vostre cose, i vostri mezzi e metteteli insieme. Costruite qualche cosa insieme e fatelo per il Signore. Facevate assegnamento sul molto e venne il poco. Ciò che portavate in casa io lo disperdevo, dice il Signore. Il Signore rivela di essere Lui a disperdere quello che ognuno cercava di accumulare per sé. La mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Proprio di questi tempi abbiamo parlato di una casa comune europea. È una immagine antica che viene dai profeti. La casa non è l'Europa, la casa da costruire è quella del Signore, è la casa della comunità, è la casa delle persone che lavorano insieme. Non è il luogo di culto semplicemente perché il Signore ne ha bisogno, ma è una società solidale che costruisce insieme. Allora la persona trova soddisfazione nella realizzazione comunitaria. In contemporanea con Ageo opera anche Zaccaria, il quale ha un altro stile, non è un predicatore festivo, ma piuttosto un visionario, un uomo dei sogni, e presenta alcune sue figure, visioni particolari in cui vuole mostrare il senso di quello che sta avvenendo. Leggiamo al capitolo 3 di Zaccaria la visione che riguarda il sommo sacerdote Giosuè. Poi il Signore mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè dinanzi all'angelo del Signore, e Satana era alla sua destra per accusarlo. Il profeta vede una specie di aula di tribunale, dove l'imputato è il sacerdote, il capo della religione di Israele. Da una parte c'è l'angelo che lo difende e dall'altra c'è il Satana, l'angelo accusatore. L'angelo del Signore disse a Satana: ti rimprovera il Signore, o Satana, ti rimprovera il Signore, che ha eletto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone sottratto al fuoco? Giosuè infatti era rivestito di vesti sporche e stava in piedi davanti all'angelo. Il sommo sacerdote non è vestito con bei paramenti sacerdotali, ma è come uno straccione, vestito di abiti sporchi, logori, strappati. E Satana gli dà addosso. L'angelo del Signore, difensore, interviene. Dice: questo è un tizzone, è vero, è solo un tizzone, ma è stato sottratto all'incendio. È stato recuperato, è un pezzo di legno recuperato dal grande incendio. L'intenzione è quella di ricostruire. Ripartiamo da questa piccola, povera, disgraziata situazione per dare inizio ad una nuova realtà. È quello che il Signore vuole, la ricostruzione. E l'immagine che Zaccaria propone è quella del cambiamento d'abito. Un'altra immagine interessante che farà epoca e diventerà molto significativa anche nel Nuovo Testamento. L'angelo dice: toglietegli quelle vesti sporche. Poi disse a Giosuè: ecco, io ti tolgo di dosso il peccato, fatti rivestire di abiti preziosi.
poi comanda agli assistenti: mettetegli sul capo un turbante purificato. Gli misero un turbante purificato sul capo, lo rivestirono di vesti alla presenza dell'angelo del Signore. È l'investitura del nuovo sommo sacerdote, ma il cambiamento d'abito, dallo sporco al pulito, dallo strappato all'elegante, segna il cambiamento morale. È la condizione del popolo peccatore che viene redenta dalla grazia di Dio. Il vestito è segno della condizione della persona. Il vestito sporco è segno del peccato. Giosuè è un personaggio corporativo, rappresenta un po' tutto il popolo. Il Signore toglie il peccato e lo riveste di grazia, dà la possibilità di una nuova vita e annuncia che presto verrà il mio servo germoglio, quel germoglio di Davide di cui parlava l'antico Isaia, viene ripreso da Zaccaria. C'è speranza, l'albero è stato tagliato, è rimasto solo un tizzone, ma c'è ancora speranza, germoglierà la salvezza. Ageo e Zaccaria, profeti della ricostruzione di Gerusalemme, sono due grandi testimoni di speranza e a noi hanno oggi da dire una parola di incoraggiamento per ricostruire la nostra comunità.